se volete andate su www.rosariofiorello.it per vedere in faccia questo pubblico, andate nella sezione YouTube, ecco il pubblico! Guardate quanti sono! Tutte belle facce sorridenti e allegre! Ciao pubblico! Eccolo, va a salutare, Fiore si alza e va a stringere la mano a tutte le persone del pubblico, eccole, bene, baci, abbracci. Auguri, grazie! Auguri! Grazie! Grazie, il mio compleanno. Oggi sono anziano. Oggi compio 48 anni. E siamo ancora qui a fare gli scemi, io e te. Succede un 48. Grazie. Eccolo là. Che meraviglia. Allora, grazie pubblico, adesso avete esagerato. Sì, basta, ora non mi fate va bene. Basta. Abbiamo una torta qui. Sì, grandissima, una torta. Quando è il suo compleanno? 3 settembre. Io sono tutti in vacanza. Siamo tutti in vacanza. Esatto. Tra l'altro perché si torna sempre l'1 settembre, sì, infatti. agosto, quindi sentiamo, ma grazie pubblico! Eccoli. Bene, basta. Perché Cremonesi, tocca a te, presentiamo l'orchestra maestro. Eccolo, Cremonesi. Bello inizio. Bello. Questa era una pausa in do maggiore. Sì. Che c'è, Baldini? Cosa c'è? Niente, che non è partita la cippa di niente. Perché Cremonesi non ha i fiati, non so perché non li fa venire mai i fiati, non prima delle 11, no? Tu non puoi, se vuoi fare. Ma strano perché sono le 2:20. Lo so, ma perché non sono ancora arrivati? Si vede che c'era traffico. C'era traffico. Bene, certo. Allora fai il tuo stacco. Cosa fai oggi? Facciamo una cosa per farti gli auguri. Sì, A chi? quale, tipo? A te. Sentiamo. Non era il tuo compleanno? Sentiamo. Questa è carina, Sì, sentiamo. A-U-G-R-I-Y. Mi piace? A-U-G-R-I-Y. A-E-I-U-R-G-Y. Questi sono gli auguri che mi fai tu con la tua orchestra. Ma ce ne il sono pubblico pure tante applaude. Non mi applaudite, sono Ma per favore, Scusate. se tu mi avessi fatto un happy birthday l'avrei accettato di Stevie Wonder. Fammene in assolo, dai, ti prego. Dentro la tonalità, perché Era una nota indecisa. Vi rendete quella. conto voi? Happy birthday to you. Sei un cretino, te lo posso dire. L'ha fatta normale con la voce di Stevie Wonder. Scusate, il pubblico applauda perché lui ha fatto Happy Birthday, quella normale, Happy Birthday, con la voce di Stevie Wonder. Io intendevo, sappi che Stevie Wonder ha fatto una canzone, ha inciso una canzone che faceva questa qua, guarda, e adesso noi la sentiamo tutta, ciao! Era questa, Cremonesi, non la conosci? Tu non la conosci, sentila bene allora. E dopo, quando finisce il pezzo, poi la rifai, attenzione, mandala. Pure tutta l'introduzione. Tu non conoscevi questo pezzo? Uno dei pezzi più belli di Stevie Wonder, è vero. dedicato non so se alla figlia o alla moglie o alla mamma, non mi ricordo. Non lo so, a qualcuno gli faceva gli auguri, Stevie Wonder, e lui non la sa. Senti, vai! Senti Cremonesi, senti, eccola qua. Grazie. Cremonesi, ecco. Vai, mixiamo.
c'è una schiera di amici che compiono gli anni, perché si sanno quelli, si sanno quelli ufficiali. Laura Pausini, Claudio Baglioni, Jack Nicholson, Janet Jackson, vero, Carlo Pistarino, che fa come si chiama? C'è uno. Ce n'è un altro? Sì, americano o sì, italiano? No, italiano. Cantante Nicola Fabi. Nicola Fabi, Nicola Fabi, è stato Lolli che me l'ha suggerito. Salutiamo anche tutti quelli che oggi compiono gli anni. Ci sono tanti, perché devi sapere che a maggio ci sono tanti compleanni, perché in estate chi nasce in maggio vuol dire che ad agosto gli dà, capito? È stato concepito in agosto. E ad agosto sono tutti che ad agosto si lavora, sole, mare, mettiamoci qua. Agosto e a maggio nascerà. E io sono figlio di uno zighi di Zà. Invece i miei l'hanno fatto sotto l'albero di Natale. I miei sotto l'albero di Natale. Sì? Perché sono tu quando sei nato? Il 28 maggio, anch'io sono vedi altro figlio dell'agosto sotto un patino o sotto un moscone in spiaggia. Sì, 28 maggio. Milano Marittimo. Ricordiamoci la data del 28 maggio che ti regalo un po' di. Ti regalo un tosa erba per pettinarti. Anche Pacciani. Anche Pacciani. Vabbè, tutti ragazzi, adesso vogliamo cominciare. Vogliamo cominciare, questa è una puntata speciale, come avete capito, non siamo registrati. No. Grazie ancora al nostro pubblico. Grazie, iniziamo subito con un medley di canzoni, cioè quali? Tutte le canzoni a sfondo politico che abbiamo fatto prima delle elezioni, dopo le elezioni, alle elezioni, noi non abbiamo rispettato mai niente, quando abbiamo fatto qualsiasi cosa, poi c'è stata la canzone del Gay Pride, insomma tutte le canzoni a sfondo politico, quella di Giorgia mi è piaciuta tanto, anche a me con i molto. nomi del governo è stata meravigliosa, quindi sono 5 canzoni che sentiamo tutte insieme attaccate. Grazie al nostro Lolli! Grazie. C'è un grande foglio rosa dove nascono speranze che si chiamano elettori, quello è il grande foglio elettorale. Uno, non tradirli mai, han fede in te. Due, non li deludere, credono in te. Tre, non farli piangere, votano te. 4, non li abbandonare, ti cercheranno. Quando avrai le mani in pasta e governerai, per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. E tu, ministro, non lo sai, ma se governi è grazie a noi. Adesso chiedi un voto, ma un voto ai suoi comandamenti. 1, non tradirci mai, votiamo te. 2, non ci deludere, crediamo in te. 3, non farci piangere, votiamo te. 4, non ci far restare tutti in mutande. E al governo sentirai sulle spalle tue tutte le promesse, tutte le speranze di un voto migliore.
tra i trombati alle elezioni, ia ia oh, chi ha stravinto Berlusconi, ia ia oh, Tinotti, Otti, Dio che botti, Pecoraro, peggio, niente seggio, la sinistra arcobaleno non esiste più, Vladimiro è disperato, ia ia oh, vuol saper chi l'ha trombato, ia ia oh, è una furia, Vladimir Luxuria, è scontento senza Parlamento, dentro i bagni delle donne non lo fanno entrare, se si dà uno sguardo a destra, ia ia oh, pure lì non fanno festa, ia ia oh, c'è sto race nero senza scranio, dalla caccia a Fini e da Alemanno e Daniela Santanchè l'han votata in 3, c'è una legge che den venga, ia ia oh, chi c'è al voto se lo tenga, ia ia oh, Silvio ride, a crepa pelle, Walter perde le elezioni, ora tocca Berlusconi, dopo si vedrà, ora tocca Berlusconi, dopo si vedrà. Laggiù c'è una stazione, eccola la canzone, olè. Devo tornare a casa mia, io me la faccio sotto, se non ci sta la polizia, ci son persone losche, qualcosa sa da fare, per vivere tranquilli e ritornare a campare, a mezzanotte fa la ronda di quartiere, e nell'oscurità il Rolex puoi tenere, se tante volte c'hai la fidanzata gnocca, puoi star tranquillo che nessuno te la tocca, il cittadino è stanco, scende da casa disperato, l'auto c'ha il vetro rotto, lo stereo nuovo gli han fregato, l'unica sicurezza per vivere in città, blindarsi dentro casa, resistere e aspettare, a mezzanotte va la ronda di quartiere, la sinistra dice no, la destra la vuol fare, se litigate voi c'è solo da temere, e il cittadino che la piglia nel sedere. Proprio papale, Anche a Roma è finita, hanno vinto la sfida, ma in provincia no, Alemanno si gasa e Rutelli va a casa, ma in provincia no, han già vinto il Senato con un gran risultato, ma in provincia no, alla Camera stesso esaltante successo, ma in provincia no, attenzione, che stress per battere dei troni, ma in provincia no, queste elezioni, ma in provincia no. Silvia mi distrugge così, Silvia ha stravito hey. Ma in provincia, dico 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 ma in provincia no, c'è Montalbano, c'è Montalbano, c'è Montalbano, il massimo per te, ma è Montalbano, Zingaretti, ma tanto
fiume, reggi insieme o gilet, metto tutto insieme perché vado al Gay Pride, Gay Pride, Gay Pride, scendo giù per strada con te, mano nella mano perché sento tanto amore per te che ti chiami Gianni, Gianni. Alemanno, tu dimmi perché non possiamo sfilare io e te. Forza dai, scendi giù con la giacca e il tutù ed il tricolore. Non lo vedi che maschio che sei? Tu non sai quanto piace a noi gay. Se festeggi con noi stai sicuro che poi dopo ti rifai le tette. Gianni, dai, non dire di no, certo hai paura però guarda, se tu sfidi a Gay Pride che consensi prenderai. Bossi, se ti spara lo so, Silvio ti si infuria lo so, Fini ti direbbe di no, Calderoli invece sviene. Alemanno, tu dimmi perché non possiamo sfilare io e te. Forza dai, scendi giù con la giacca e il tutù ed il tricolore. Non lo vedi che maschio che sei? Tu non sai quanto piace a noi gay. Se festeggi con noi stai sicuro che poi dopo ti rifai le tette, ti rifai le tette, ti rifai le tette. Bossi, Frattini, Carfagna, Rotondi, Zaia, Scaiola, Brunetta, Meloni, Sai, Bondi e Maroni, Matteoli e poi la Russa, Alfano, Presti, Giacomo, Tremonti, Fitto, Calderoli in più troverai. Sacconi, Vito con Rocchi, Gelmini e poi c'è Berlusconi. Col portafogli sono in 12. Hanno giurato eterna fedeltà a tutti noi. Se tappano son guai, Silvio li sbrana e poi tornano a casa. Questa è la squadra al governo. Che Dio ce la mandi buona. Capolavoro! Eccoci qua! Eccoci. Allora, ti ricordi quando abbiamo fatto i piccioni? Non ricordo, No, sì. perché ci fu C'era la legge del che sindaco. non Sì. bisognava dare da mangiare. Assolutamente l'ordinanza che vietava di dar da mangiare il miglio ai piccioni. Ora, poi noi non abbiamo potuto fare a meno di intervistare uno dei Sì, piccioni. un piccione. Un piccione. Sì, esatto. Piccione. Allora, che era piccione vero, Sì. ce n'era uno pugliese anche. Ah, sì, pure. Noi non l'abbiamo intervistato, No. Piccione sorda non c'era. Non c'era. Allora sentiamo un attimo il piccione. Il piccione? Pronto? Io non ce la faccio arrivare alla fine, non so. Pronto? Buongiorno. Riesce a parlare la nostra lingua, no? Buongiorno. Ah, buongiorno. Senta,
Come la dobbiamo chiamare? Cristoforo. Ah, Cristoforo. Chiamo Cristoforo Piccione. Ah, Piccione. Sono lontano parente. Sono lontano parente di quel Cristoforo che è andato in America. Ah, sì. E lui era Colombo. Certo. Era Colombo, era del ramo genovese, mentre noi Piccioni siamo del ramo veneziano. Ah, certo. Di solito Colombo, insomma, non sono viaggiatori, ma lui era Piccione da parte di padre. Meglio da parte di padre, perché da parte di madre era bruttissima. Senta, Cristoforo, qual è l'atteggiamento che terrete voi Piccioni di fronte a questa iniziativa del Comune di Venezia? Mi sento un po' di diniego, Ah, le avi, sì. Ma sinceramente siamo rimasti un po' di stuco con la notizia. Ah, certo. Sì. Sì. Anche perché noi non siamo dei Piccioni qualsiasi, sa. Ah, ecco. Vero. Cos'è? Per stare a San Marco, sì. Non è che tutti un Piccione qualsiasi arriva a questa qua. Ah, no, bisogna essere no, bisogna avere un curriculum di tutto rispetto. Un bel Piccione, tipo? Di tutto rispetto. Scusi. E qual è questo? Sono tutti professionisti lì a San Marco. Ah, sì? Gente che ha cagato in testa presidenti, re. Scusi, giusto per capire, ma... Mica dei dilettanti, Scusi, perché il curriculum si fa su quello lì? Beh, certo. Sembra che noi scarichiamo così come ci pare. Non è mica così, Ah, no, ci sono dei bersagli, dei punti. La spalla vale 10. 10, okay. La testa vale 15. Lì la mira o ce l'hai o ce l'hai. Okay. Quindi non è casuale la... No. Che è successo? È partito. È partito. Purtroppo ero lì che ero fermo e è partito. Senta, dicevo, non è casuale allora la... Un attimo. Sì? Dammi il silenziatore che sono alla radio. Meglio perché sai. Ma che casuale! A volte ce la teniamo per ore per cercare il bersaglio giusto. Ma pensa te. Perché oltre ai punti del corpo il punteggio dipende anche dal soggetto. No? Anche dal soggetto. Certo, per esempio, la testa di un pelato vale di più. Un pelato? Certo, vale di più di uno coi cavei. Certo. Cavei, hai tradotto? Capelli, sì. Capito, bravo. Sì, ho fatto se becchi uno alto vale meno di quello basso. Dunque... perché è più vicino a quello alto. Cioè... Allora guarda, basso e... il basso è pelato e il massimo. Vuole sapere qual è il nostro bersaglio preferito? No, grazie, meglio lasciar perdere. No. È partito uno in volo, è decollato. Ecco, guarda che lui cerca sempre di camuffarmi. Sì, Si camuffa, si mette dei peli in testa. Vabbè. Cerca di alzarsi coi tacchi. Si circonda di pelati, ma lo becchiamo sempre, sai. Sì, sai quante volte si è fatto scudo di Bondi? Ecco, vabbè. Ma adesso cosa farete voi Piccioni? Faremo lo sciopero all'ingrasso. No, vuol dire lo sciopero della fame, casomai. No, ci mettiamo all'ingrasso e facciamo il grande scarico finale. Non faremo prigionieri. Grazie a Piccione. Eccoci. Venerdì, viva Radio 2! Wow, oggi 16 di maggio, DJ? No, stavo guardando sì. delle cose che abbiamo fatto in passato. Allora, TV Calabrese, che tra l'altro trovate nel CD, non questo pezzo, ma un pezzo della TV Calabrese che è stato segnato nella versione classica. Segnato un'epoca di Viva Radio 2, ragazzi, veramente un'epoca. Hai visto il pubblico? Se la sottolinea con un applauso, grazie. Grazie. Allora, quando a un certo punto la televisione calabrese ospitò un grande personaggio, voleva ospitare Harry Potter e ci giocò tantissimo per tutta la puntata. Loro si collegavano e dicevano sta arrivando. Noi li sentiamo tutti questi piccoli collegamenti insieme fino all'arrivo del mago Harry Potter. Nonostante gli anni siano passati, ancora oggi Harry Potter è in auge. È in auge a tua età. Lui ha 32 anni. Ormai si è fatto tutte le maghette. Hermione ormai. La maghetta. Lui quando va in maglia si fa una bella maghetta. Dai ragazzi, scusate. Dai, sentiamo Harry Potter. Non si può fare Harry Potter. L'ospite di oggi che potete sentire alla fine quando ci colleghiamo, attenzione, è Harry Potter. Un applauso ad Harry Potter. Allora, Harry Potter sarà con noi. Stanno atterrando in questo momento
Eccoci, ci siamo! Harry Potter sta atterrando con l'elicottero. Pensavo fosse già onda verde. Io sono aggrappato all'elica e sto girando velocissimo, scusate. Sì, va bene. Eccolo! Sì. Harry Potter sta atterrando, ci sentiamo dopo. Va Adesso bene. lo accompagniamo qui alla Mezzia. Che? Forse. Ecco, l'hanno messo nel cofano per non farlo vedere. Ora vediamo, mette in moto, sta mettendo in moto. Ecco, attenzione. Parte? Colpo di scena. Cos'è? Campo Harry Potter, c'è il mago Telma che lo insegue. Ecco, sta scattando, insomma. Ricordiamo Harry Potter, ospite della TV calabrese. Questi l'hanno messo in terrazzo. E l'ascensore si è rotto. Ho capito. La faccio giù, mannaggia e maledetta Harry Potter, e quando l'ho invitato, ora dico, vuoi venire ospite, perché ti devi nascondere. Non scappuccino, dici i fan, ci fottono la scopa. Allora, un Harry Potter, come è sceso giù? È sceso giù. Io sono fatto 89 piani, è sceso giù, poi mi dite. Scendiamo. Vabbè, allora, riscendi. Scusate, sto scendendo le scale. Ci colleghiamo più tardi. Sì, ma sto andando veloce, lo senti? Lo so, lo sento. Mannaggia, questo telefonino non potevo accendere, che ci facevano una telefonata, invece non mi tocca di fare 89 piani in discesa. Ecco, e mentre il direttore ansima, adesso poi c'è proprio il momento in cui Harry Potter arriva in studio. Che poi dopo tutte queste peripezie, poverino, andava su, giù, l'elicottero, la macchina per invitarsi a Harry Potter. Quando Harry Potter è arrivato in studio, cosa è successo? Sentiamo. Attenzione, forza. Grande appuntamento. Silenzio, sta entrando. Fai passare. Fai passare le guardie del corpo, presto. È arrivata la mamma di Harry Potter. Dov'è? Ora viene, sta venendo. Sta venendo, ma lo sa che mi ha fatto fare 89 scalini, 89 piani mi fece fare. Vabbè, un momento. C'è un momento, una cippa, qua se non arriva. La pronuncia della mamma di Harry Potter. Ci siamo, lo vedo, piccolo con gli occhialetti. Eccolo. Sta arrivando, attenzione. Sì. Ce l'ho qua davanti. Ti faccio subito la prima domanda, attenzione. Gli dica di spegnere il telefonino, Harry Potter. Mi scusi, sono emozionato. Sì. Harry Potter, ha fatto un buon viaggio? Che è successo? È sparito. Ma come è sparito? Scusa. Tutto sto casino. Porca miseria. Ma scusa. Sì. È sparito. Ma come è sparito? Come fa a sparire? Scusa un attimo, che mestiere fa Harry Potter? Il mago. E allora che minchia vuole? È sparito. Cioè io stavo aspettando tutto dalle 9 di stamattina. Mi sono fatto un giro sull'elicottero, sulla pala dell'elicottero, sull'apparecchio, sulla macchina. Sono stato inseguito dal mago Telma. Mi sono fatto 89 piani. Li ho rifatti a scendere. Arriva qui a prima domanda, questo mi sparisce. Dov'è che vi servite per il teletrasporto? Porcaccia la miseria. Buono. Musica, dai, sì, un po'. Guarda, Giovanotti, quando il Giovanotti Day, quando è venuto qua. Allora mi fai sentire del Giovanotti Day, mi fai risentire il rap, anzi prima sentiamo a te, e poi il rap finale Giovanotti con l'improvvisato, bellissimo, era veramente bellissimo, quello lo puoi risentire 10 volte perché è veramente non bello. t'annoia mai. Ancora non si sapevano i risultati elettorali, questo bisogna dirlo, se no sembriamo scemi. Sentiamo. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro l'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo uccidere stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa.
a te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, e a te che sei, essenzialmente sei sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, e a te che sei, semplicemente sei compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni. Viva Radio 2! C'era Giovanotti. Negativo, pensioni precari, ICI promesse, miracoli, fucili precari, ICI promesse, miracoli, fucili, 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 faccia a faccia, corro da solo, casini sì, casini no, rifiuti all'Italia, Malpensa, rialzati Italia, si può fare, si può fare, si può fare, brogli, pizza, non gliela do, non gliela do, non gliela do, non gliela do, voto utile, voto inutile. Voto utile, voto inutile, non gliela do, non gliela do, non gliela do, questo è il ritornello, sì, non gliela do, non gliela do, non gliela do, non gliela do, come mai? Rialza d'Italia, Malpensa, all'Italia rifiuti, casini sì, casini no, corro da solo, faccia a faccia, fucili, miracoli, promesse, ICI, precari, pensioni, gazebo, pullman, faccia a faccia, corro da solo, faccia a faccia, corro da solo, casini sì, casini no, rifiuti all'Italia, Malpensa. Rialzati Italia, si può fare, rialzati Italia, si può fare, rialzati Italia, si può fare, no, no, non gliela do, rialzati Italia, si può fare, rialzati Italia, si può fare, pizza, brogli, Malpensa, l'Italia, no, no, non gliela do, voto utile, voto inutile, voto utile, voto inutile, non gliela do, non gliela do, rialzati Italia, rialzati Italia. È il momento della nostra radio. Sì, radio promozione. Da chi è fatta? Ma non lo so, sorpresa, dai, sorpresa. Sentiamo. Eccoci! Bella acconciatura ti sei fatto per il compleanno. Hai visto che bella? Modello frullatore. Penso ancora a Patti Bravo, Sì, Patti Bravo martedì scorso. Sì. Grande numero, grande io puntata. sentirei un momento tratto dalle prove di Patti Bravo che ha fatto il giorno prima della sua esibizione qui a Viva Radio 2. Noi abbiamo registrato proprio quello che ha detto, quello che ha fatto, un piccolo montaggio delle prove di quello che anche diceva mentre provava. Sì. Vai Patti. Lei chi... Ah, ecco, ok. Ah, ma io posso cantare sentendo da fuori, Oggi qui, domani là. Facciamo qua solino e poi attacco un pezzettino, finiamo. Ok, va bene. Facciamo qua? Va bene. Senti una cosa, loro potrebbero farmi le rispostine. Ok. Domani
fine, non nella prima parte, nella seconda. Bene, allora eccoci. Allora ridi già. Allora sentiamo la canzone di Patti Bravo dal vivo. Dario, quale mettiamo? Boh, non lo so. Quella lì. È un bel medley di Patti Bravo. Sì, dai, sentiamo. Non vedi più, non ci vedi più, smetti e prova una bambola. Tu la butti giù, poi ci salti su e comincia la favola. Oggi fiore al pistillo, attenzione il tuo è uno spillo, e scoppia l'amore. Ti piace? Fantastico. No maestro no, tu non ti disperar, basta colla e mastice per ritrovare l'amor, l'amor, l'amor. Grazie. Oggi qui, domani là, io vado e vivo così, senza freni vado e vivo così. Casa qui io non ho, ma 100 case ho. Oggi qui, domani dove sarò? Qui e là io amo la libertà, amo la libertà, e nessuno me la toglierà mai. Oh, senza freni vado e vivo così. Ma io ci posso provare, però la gente vuole sentire te. Va bene, allora comincio io, poi vai avanti il testo. Vediamo, vai. È troppo bella questa. In questo momento Patti Bravo sta salendo sul palcoscenico e inizia. Guarda, io sono la sola, credi, non c'è più nessuno che quando chiedi troppo lo sai, quando vuoi quello che non sei tu. Ricordati di me, forse non lo credi. Guarda, sono qui per te. Non ti ricordi, Vedi come loro te, tutti quanti sono degli eroi. Quando vogliono qualcosa, lo chiedono, lo sai, a chi può sentirli. La che do io la vita che non ce la fa cambiare me. Vedi qualcosa, se non ci credi, vuoi far l'amore con me? La cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Devi qualcosa, cosa tu
tutti, buon fine settimana. Buon fine settimana, facciamo sentire una cosa meravigliosa. Ti ricordi il pecorario? Pecorario Ascanio? Il pecorario Ascanio. Quando chiamavamo questo pecorario, infatti, noi volevamo chiamare pecorario Ascanio, però purtroppo sbagliavamo numero. Lo sentiamo. Pronto? Pronto che? No, forse abbiamo sbagliato. Pecoraro, lei è Pecoraro Ascanio? No, io mi chiamo Ascanio. E faccio lo pecoraro. Ho capito. Che dobbiamo fare? A me qua mi chiamano pecoraro Ascanio, Che volete? Non mi fate perdere tempo che c'è una riunione qua, Lei avrà un'importante riunione di governo, immagino. Ma quale governo? Io devo riunire le pecore qua. Mi scappano da tutte le parti, mi scappano. Da tutte le parti mi scappano. Ma ormai ci sono. Ha letto i giornali? C'è scritto che lei ha ricevuto dei regali in cambio di favori, per esempio dei telefonini, è vero? A me non mi ha regalato mai niente nessuno a me. Nella vita mi sono sempre guadagnato tutto. E poi chi è sto telefono qui, Nino, qua? Come? Scusi, ma se lei deve chiamare qualcuno, come fa? Se devo chiamare qualcuno? Come fa? Ecco. Capito? Scemo io a chiedere. Ehi, e questa è l'urbana, vuoi ti faccio sentire l'intera urbana? No, grazie, mi fido così. Senta, Pecoraro, possiamo chiederle... Cos'è sta roba? Mi è arrivato un messaggino, scusa. Certo. Che c'è scritto? A questo punto ce lo legga il messaggino. Che c'è scritto? C'è scritto TVB. Che vuol dire? Ti voglio bene. E poi c'è sta il nome della pecora, sai che... Il nome della pecora, sì. Perché ogni pecoraro, ogni pecora ci dà un soprannome, E questa è la mia preferita. E come ha soprannominato questa pecora? Teodoro Buontempo. Bene, grazie. Ciao, ti saluto. Scemo io che mi presto queste... Continua a telefonare. Tutti fenomeni! Siamo tutti fenomeni! Questo è Piero? Tutti fenomeni! Mi ha preso un attacco di pelluite. Il Piero Pelluite. Vai, sentiamo. Tutti fenomeni! Vai. Intorno e io ci sto davanti, la mia testa gira, tra voci seducenti, di mostri alla fragola, i gran sorrisi, coltelli nelle spalle, siamo tutti fari, le stelle a doppie punte, con vite mimetiche, tutti fenomeni, tutti fenomeni, tutti fenomeni. La festa cresce, il mondo è più distante, tutto gira intorno a te se sei un bravo scrivente e cresci coi numeri.
Ragazzi, Pronto? Pronto, buongiorno. Allora, avrei bisogno, se è possibile, di 3 bottiglie di Mont Chandon, un po' di salmone. Mi raccomando, fresco. Ma Presidente, non c'è più bisogno che faccia finta, ormai ha vinto. Ma con chi parlo? Ma come, siamo la radio, non finga, dai, l'accogliamo sempre volentieri. Ma ci mancherebbe altro, sono io che non vi sento volentieri, ho proprio sbagliato numero, ma porca paletta. Vabbè, perché? Stavo ordinando uno spuntino. Ah, salmone e champagne, ci si tratta bene a Montecitorio. Ma quale Montecitorio? Io sono in Sardegna. Mi devo riposare, non ne potevo più della campagna elettorale. Immagino, i comizi stancano. Ma allora. quale comizi? È stare tutto il giorno sui tacchi che mi ammazza. Certo, non è facile, hai ragione. Ha ragione, non è facile. Mi stanno, guardi, mi stanno venendo pure le vene varicose. Incredibile. Mi scusi un attimo. Sì. Natascia, per favore, la crema. Grazie, spasiba. Scusi, cosa c'è, una governante russa? No, è la traduttrice di Putin. Ah, c'è di Putin da lei? No, è rimasta qui dall'altra volta, è un regalo di Vladimir. Scusi, vabbè che è un regalo, ma che le serve una traduttrice russa? Allora, facciamo così, me lo dica lei, a cosa mi serve? Una ragazza bionda alta 1,85 m di 23 anni con un mandolino alla fine delle vertebre. Capisco. Scusi, potevo parlare anche uzbeko, certo. ma non me ne fregava niente. Scusate, mi chiamano. Pronto? Chi è? Gianfri, dimmi. Gianfranco Fini, questo. Non piangere, Gianfranco, non piangere. Che gli ha fatto? Ma non piangere, passami Umbi. È un Umberto, non si fa. Ma non puoi chiamare i servizi segreti israeliani con il numero di Gianfranco e fargli le pernacchie. Non si fa. Va bene. Ragazzi, grazie Presidente. Arrivederci. Ma guarda con cosa mi tocca. Sono dei ragazzi. Cremonesi, ho trovato qui Il tempo se ne va di Celentano, lo sai? Sì. È in si minore. Davvero? Sì, lo so. Prova a fare si minore. Quel vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vedi, tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni e un po' di più, la tua Barbie è da un po' che non l'hai. E il tuo passo è da donna oramai. Taglio una strofa e dico: intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta alla tua età, non me ne sono accorto prima. E intanto il tempo se ne va tra i sogni e le preoccupazioni, le calze a rete ha preso già il posto dei calzettoni. Vabbè, applauso cenico la del canzone pubblico che io anche, canterò sì. Fra qualche anno, fra 10 e sì, 12 esatto, anni. ormai... Già con Olivia è successo, perché ormai Olivia a calzettoni non ne porta più. Sì, quindi ormai ciao tesoro, dove vai? Vado fuori, che vuoi? Sei vecchio. E quella là. Tu servi solo per andare a riprendere. Esattamente, io riprendo, sono il nostro nuovo tassista adolescenziale, vado in giro per locali, in ciabatte dentro la macchina fissa, scioscia, anzi dilla alla romana, non puoi uscire e pigiama sotto il piumino quest'inverno, stavo davanti al Piper di Roma col pigiamone sotto, piumino, roba che se disgraziatamente ti si fermava la macchina davi spettacolo. E c'avevo il pantalone sotto celeste a righini blu con la cioscia, quella proprio sì. Come si chiama? I 2 scoiattoli. Sì, ce l'ho anch'io, ma non me li sono mai messi. Sì, me li metti, 2 scoiattoloni. I 2 scoiattoloni pelosi. Non rompetemi gli scoiattoloni. Sì. Ecco. E andiamo con la pubblicità. Tipo, vai, c'è quella. Una notizia che secondo me qui ci espellano, però è uscita su Corriere della Sera. La Grecia, quindi Grecia, l'isola di Lesbo fa causa ai gay. Vedete? Saputa la notizia, la città di Chiavari fa causa a Rocco Siffredi. Scusate. Vai, scusate.
Ecco. Espulsi e riammessi fra... Dopo, sì. Allora c'è una notizia, vedi, su, non posso parlare, appena parlo le agenzie, Rita Levi Montalcini, subito, se Patti Bravo la chiamano ancora la ragazza del Piper, allora io sono la teenager degli scavi di Pompei. Grande esibizione fece Mick Hucknall, vero Enrico? Bravissimo dal vivo a cantare. Grande voce. Grande, ma grande. Addirittura la fece meglio del disco. Meglio, secondo me sì. Vero. Vai Mick! Sentiamo. Poverty! Blisters and corns all in my hands. Lord have mercy on a working man. I guess I'm gonna die just like I'm living in poverty. He goes down and my tax goes up. Drink my tea from a broken cup. Between my woman and Uncle Sam. Can't figure out whose fool I am. I guess I'm gonna die just like I'm living in poverty. Oh Lord, it's so hard, but it's unfair. A Viva Radio 2 c'è Mick Hucknall, Poverty! Can't spend a dime, can't buy me 1 cent. Pay my bills, I can't pay my rent. The old lady's fussing, the kids are crying. They won't let me join the welfare line. I guess I'm gonna die just like I'm living in poverty. They say there's war and poverty. They say it's gonna round now. But all I need is people, oh Lord. They're trying to keep me down now. Poverty. That's where I'm gonna stay now. Oh Lord, it seems that's where I'm gonna stay. Che dire? Quale sei? Quando senti una voce così appendi l'ugolo al chiodo poi. In questo momento Mick Hucknall sta ringraziando i ragazzi, i 4 ragazzi di Manchester. Sì, eccoli là. Bravo Mick, complimenti, congratulations, veramente. E come ti sei trovato? Perché sai, uno arriva qua, non ha il suo gruppo, non ha e viene qui con 4 sconosciuti. Come dire complimenti, bravo. E allora a questo punto diciamo i nomi. I fiati sono Ambrogio Frigerio, Daniele Giardini e Michael Rosen. Alla chitarra Antonello, Corraduzzo Compress, alla batteria Massimo Pacciani, il basso Carmelo Isgro e alle tastiere Vince Tempera. Enrico Cremonesi. Bravo. Diciamo, possiamo dire, we can say, ha detto, we can say. No, possiamo, il prossimo disco dopo Tribute to Bobby sicuramente sarà Tribute to Fava. Certo.
Absolutely. Senti, io non so da cominciare perché secondo me questa è una tappa importante della sua vita, vero? È una tappa importante, sì, perché Mick, senti che intervistatore, manco la Maugeri gli fa queste domande. Sì, esatto. No, dicevo, una nuova tappa perché ti presenti come solista. Certo. È la prima volta siamo conosciuti, la Fava. Sì, come? Cioè, la prima volta. È la prima volta? No, non ho visto una Fava prima di... È già entrato nello spirito della trasmissione. Sì. Signori, sta per arrivare. Ecco, le mani, mi raccomando. Paolo Fava, non applausi colleghissimi, Ok, pronti? È arrivato il momento del maestro Paolo Fava. Prego. Bravo. Buongiorno. Maestro, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Ancora con questo maestro. Quante volte glielo devo dire che è inutile che si arruffiani usando questi titoli altisonanti. A me non piacciono. Vabbè, come la dobbiamo chiamare? Santità. Santità. Senta, che sta facendo di bello? Ma per chi mi ha preso? Per un falegname. Io non faccio. Creo. Lei crea. Io creo. Cosa sta creando? Un album? Un album. Ma cosa sono? Un fotografo? Insomma, io creo musica. Sì. Poi gli album sono un problema del discografico che a me non interessa. Certo. Aspetto materiale. Cioè lei come fa? Lei... Io suono le mie composizioni, prendo queste composizioni e le lido. Le suona nell'aria. Stanno in giro. Pensa che l'altro giorno passavo proprio dall'Umbria all'altezza di Gualdo Tadino. Sì. Una mia composizione mi ha tagliato la strada. Vista passare lo spazzito del tuo è una mia composizione. Senta, ma in questa nuova creazione chi suonerà con lei? Beh, ovviamente il Fiorfiore. Il Fiorfiore? Fiorfiore del jazz mondiale. Tipo? Beh, Diego Berotti, Gianni Trottoli, Babazzula, Piero Coglia, Giuseppe Mormile, Francesco Lento, Bebo Sbrina e poi Maria Croccagnoli. Allora, senta, lei conosce Mick Hucknall, no? Mick Hucknall, sì. Famoso pilota di Formula. No. Grande cantante, sì. Grande musicista. Sì, mi ricordo, suonai con lui. Sì. Tempo addietro e insomma ne ricavammo un album. Fece un album con Mick Hucknall. Come si intitolava? Fava Rossa. Certo, Senta, se la sente di esibirsi con lui? Sì, che cosa farà? Non c'ero, non ho sentito. Salve, hi Mick. È un grande piacere. Posso toccare la Fava? Tocchi la Fava pure. Ha toccato Fava. Allora, adesso mi è stato detto che faremo un duetto su parole. Esatto. Non c'è, parole. When you want, parlo anche io. Lei c'è. Jazz non ha confini. Certo. Prego. Sei grande, Fava, sei grande. Grazie mille. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vuoi parlarti. Che cosa sei? Ma tu sei le frasi d'amore e cominci a fare valita. Non cambi mai. Tu sei mio ieri, mio oggi. Proprio mai. E mio sempre, in quindi. Caramelle non ne voglio più. Certe volte ne capisci. Le rosivalline questa sera raccoglie un'altra. Violini rosy, cosa dire? Quando le cose mi va, se mi va. Quando il momento e dopo si vedrà. Parole ancora. Parole. Parole. Parole, soltanto parole tra noi.
maestro Paolo Fava. È scappato già Paolo Fava. È già andato via, ecco, grande. Sei un dio, signor Fava, sei un dio. Grazie a Paolo Sentito Fava. che voce? Ma come facevi quella voce lì? Com'è? Così. Incredibile. È vero, incredibile. Pensa che sente la radio adesso. Sì, adesso ti immagini. Ha finito di mangiare. Tutti fanno, esatto. Ok, va bene. Allora adesso, che ha detto? Ah sì, che ieri Fini, l'onorevole Fini è entrato di corsa nell'aula della Camera per votare l'ufficio di presidenza. La Russa stava entrando, Fini si è alzato e gli ha detto: ecco l'onorevole La Russa in arte Fiorello. Pensa te. Ha fatto una bella battuta. Ministro della difesa. Ecco, ora noi l'abbiamo evocato, non vorrei che arrivasse? Non vorrei. Aia. Allora facciamo una cosa, lo chiamiamo, dai, chiamiamolo, anche perché oggi c'è l'elenco dei ministri, non so se lo sai, no? Alla difesa ci sarà sicuramente La Russa, lo sappiamo, ecco. Pronto? Eccolo! Allora... Mi avete evocato, sì, ieri Fini si è divertito, ha fatto questa battuta, io l'ho guardato e gli ho fatto ecco, esatto. Senta, allora, sappiamo che la difesa è sicura ormai, c'è lei. Diciamolo. Ecco, diciamolo. Anzi, dicetevelo. Ce lo diciamo, va bene. Certamente. Ieri all'ultima riunione preliminare sono stato votato all'unanimità. Però è una bella soddisfazione, dai. No, una bella fatica. Ho dovuto democraticamente stimolare, i colleghi. Sono entrato alla riunione col mio segretario, Plutarco. E ho detto, il primo che non mi vota lo mando all'Arapacis. Vabbè. Per un giro turistico? No, per un sacrificio umano. Io sono molto democratico. Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere e io ho il diritto di sopprimerlo se non è d'accordo con me. Viva la democrazia! Viva! Allora da domani lavorerà al Ministero della Difesa. Ha visto la sede, quella lì in via 20 settembre, Palazzo Baracchini? E purtroppo non è adatto. Perché, scusi? Palazzo Baracchini non è un nome da uomo. Certo, figurati. Sto facendo costruire la nuova sede. Cioè? Un bunker in pietra lavica. A Colle Oppio si chiamerà Palazzo Maciste. Vabbè, dai. È fatto così, non c'è niente da fare. Però, come vuole lei, sarà però pur sempre una sede di ministero, con dei normali uffici, un usciere normale. Uscieri normali? No? Decida lei, guardi, all'entrata ci saranno Tarcisio Burnic e Romeo Benetti vestiti da gladiatore che entreranno a gamba tesa su chiunque chieda un'informazione. Vai, cambiamo discorso. Senta, ha visto le foto sul settimanale Chi del suo presidente Gianfranco Fini con la moglie in barca a Capri lì all'ombra dei faraglioni? C'ero anch'io. Ah, sì? C'ero anch'io mentre loro si baciavano. Ero lì vicino, okay. in una spiaggia nudisti. E le dico solo questo. Sì? L'ombra non era quella dei faraglioni. Bene, grazie. Grande successo hanno avuto durante questa edizione di Viva Radio 2 le segreterie telefoniche fatte dai romani, cittadini romani, dal primo giorno dell'insediamento del sindaco. Esatto. Abbiamo estrapolato 3 minuti di segreterie una dietro l'altra, una più bella dell'altra. Sentite che sono una meraviglia. Sentiamo. Alemanno, buongiorno. Mi sa di che so quei mezzi cingolati parcheggiati contromano sul marciapiede della Barduina? Grazie. Vedi? Sindaco Alemanno, buongiorno, è la segreteria di Walter Veltroni. Allora, tutto come previsto, noi abbiamo candidato quello scarso e voi avete vinto. Ora ricordatevi quel favore che avevamo detto, il condono della veranda abusiva della casa di Walter a via Velletri. Lei capisce, noi della sinistra avevamo promesso niente condoni, quindi potevamo fare solo così. Grazie e buon lavoro. Ci posso credere. Oggi abbiamo vinto. Senti Gianni, io ho 2 pullman, se vuoi andiamo stasera a Piazza di Rilussa, famo una retata dei pancabessi e dei suonatori dei bonghi, li portiamo tutti nelle cave dei Travertino a Tivoli ai lavori forzati, li mortacci loro. Alemanno, senti, io t'ho votato e mo' mi devi aiutare. Per a Pietralata mi conviene Piertrammo oppure il 36 barato? Alemanno, mi serve una scarpiera nuova, abita a San Basilio, mi dici in stalli che ha più vicina? Sindaco, sono Francesco dei Prati Fiscali, io t'ho votato e t'ho fatto votare pure da mia zia che era comunista. Mi presti 200 euro? Grazie. Ciao Gianni, sono Marco del Pigneto e vado al Gay Pride. Secondo te col body struzzo e la minigonna mi metto le ballerine rosa o lo stivale laccato bianco?
Ah Gianni, senti, c'è un allevamento di pitbull e tu vuoi liberare il campo rom di Tor De Quinto che sta qua dietro. Si cade in un magno da una settimana, se può servire, chiamaci. Sindaco Alemanno, buongiorno, sto qui con l'operaio alla Rapacis, che famo? Buttiamo giù tutto o solo il Tempio Romano? Ciao Gianni, siamo i camerati del fronte della gioventù. Allora potremmo venire a ritirare i nostri 300 permessi per circolare e parcheggiare al centro storico? Ciao Gianni, siamo Pino e Mario da Bufalotta e ti avevamo votato. A badante Ucraina di nonna, ci ha mollato all'improvviso. Che può venire tu stasera a dare un'occhiata che noi dobbiamo andare al cinema? Alemanno, siamo Wanda e Marica, lavoriamo sulla solaria. Ci tocca stampiare tutta la notte e con sti tacchi c'è il mar di schiena. Che puoi far mettere un par di panchine da due lati dalla strada? Certo. Ah sindaco, bisogna che si mettiamo d'accordo. Sui fili del tram io ci stendo i panni perché non c'ho il terrazzo. Al 23 Barrato cambiagli il percorso, che so 3 volte che passa il tram e mi tocca andare a ripiare i panni al largo di Torre Argentina. Alemanno, t'ho votato e mi devi aiutare. Mi sono messa a dieta, dammi un consiglio. Secondo te c'ho più calori alla pagliata o la coda da vaccinare? Pronto Gianni? Sono Mario dell'Infernetto. So 3 volte che rompo la coppa dell'olio coi tombini. Ma li volemo fare alla stessa altezza della strada? Pronto Alemanno, sono Nando de Ostiense. C'ho un'idea, col traliccio del gazzometro, famoci una voliera per i gabbiani, così la piantano de cagamme sulla terrazza, grazie. A Gianni, t'ho votato e mi devi da aiutare. Mi dicendo compri la pagliata che al banco del mercato so 3 volte che me la danno fracica? A Gianni, io t'ho votato e mi sta pure simpatico. È la 3ª volta che quando piove scivolo col motorino. Sti San Pietrini, li volemo asfaltare? Pronto Gianni, sono Fabrizio del Trullo. C'ho il lavandino dalla cucina intasato. A Roma non si trova un idraulico manca a pagarlo. Che può fare un sarto qua da me qua a Ventosa? Ciao Gianni, sono Renata de Monteverde. Ieri sera qui fuori c'era Nanni Moretti che girava in Vespa, ma ancora non l'avete arrestato. No, è piazzola la pasta! Beh ragazzi, io non so come sta Guccini adesso. Come è finita la storia? Come è finita la storia, che non riesce più a scrivere canzoni. Perché è ingrassato, ha smesso di fumare. Ha smesso di fumare. Sentiamo un po'. Dai. Francesco, maestro Francesco. Sono disperato. Ah, è disperato. Sono veramente disperato. Non riesco più non riesco a mettere insieme 2 parole che abbiano un senso. Ah, sì? Allora, per me una volta mi mancava la R, sì. Adesso mi mancano anche altre 20 lettere. Senti cosa ho scritto questa mattina. Compagni, l'amore non è bello se non è di Tigarello. Ma insomma non è che bastano 2 parole, la prima è cuore e la seconda amore. Oh ragazzi, ma che puttanazzo scritto. Qui maestro? Un casino ragazzi, qui bisogna che buongiorno maestro della radio. Che mi rimetta a fumare. Sta componendo maestro? Aspetta un attimo che forse mi è tornata l'ispirazione. Compagna, si può amare, in riva al mare. Campagna, in campagna, ma anche montagna. Niente da fare, mi è venuta un'altra cagata. Beh, ragazzi. Ha scritto cose più belle, mettiamola così. Ma come mai questa crisi, scusa? Guarda, per 40 anni ho fumato 40 sigarette al giorno. Poi 6 mesi fa ho deciso di smettere. Sì. Perché mia figlia più piccola, quando mi vedeva, non mi chiamava più papà. No? Mi chiamava la locomotiva. Ah, Beh, una svolta salutista, dai. Cosa è successo da quando ha smesso di fumare? Niente, non mi arriva più l'ossigeno al cervello. Ah, ma pensa, ecco perché. Scrivo solo cazzate. Papale. Sì. Sì. Ci faccio un altro esempio. Senti qua. Questa è la canzone di protesta che ho composto oggi, una canzone di protesta, ma senti qua. Si stava meglio. Si stava meglio. Si stava meglio quando si stava peggio. Ma si sta peggio dopo essere stato al seggio. Emilia ti amo, Romagna ti bagno. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Cioè, ce lo spiega? Appunto non vuol dire niente, ma senza Marlboro nel sangue scrivo dei testi che sembrano quelli di Luna Pop, non riesco. Pensa che ieri volevo qualcosa di forte per il 1° maggio, mi è uscito. Sentiamo cosa le è uscito. Operaia di nome Consuelo, è il 1° maggio con lo zucchero vero.
e ti aspetto sotto il melo, 3 metri sopra il cielo. Ma no, dai, anche lei come moccia. Ma dove è finito il cantautore impegnato che tutti amavamo? Poi adesso guarda che mi viene. Ecco, vedi? Amare, sapersi lasciare, l'amore scotta ma non brucia. L'amore ti chiama tutte le ore, amarsi anche odiarsi, chi ti ama poi ti chiama. Sta musicando delle sue poesie, immagino. No, sto cantando i baci Perugina. Ah, ecco, vabbè, senti. Ma è vero che dopo aver smesso di fumare è anche ingrassato tantissimo? Sono ingrassato un casino, ragazzi, ma lì non c'entra niente fumo, Sono ingrassato perché dopo le elezioni mi sono mangiato Bertinotti. Ecco. Ciao, ti saluto, grazie. Viva l'amore! Speriamo che riprenda l'ispirazione presto. Eccolo. Ecco, scusate. Sono sempre io, scusate. Prego, mi è venuto uno adesso, posso Sentiamo, dire? Il prato è verde, il mare è blu, ma nel mio cuore ci sei solo tu. Ah, bellissimo. No, fa cagare anche questo. Grazie. Radio 2, viva la radio, se ci sono quei due, viva la radio, ma se c'è il 2, viva la radio, viva Radio 2. Beh ragazzi, abbiamo così concluso questa puntata del 16 maggio. Sì, questa puntata. Auguri. Grazie. Ora, 48enne. Sono 48enne. Per 3 mesi abbiamo la stessa età. Per 3 mesi, perché tu quando compi 49? A settembre 49. 49, Pensa te, 50 dietro. Quando compiamo i 50, ragazzi, festeggiamo. Proprio sì, tutto. Fra 2 anni se ci arriviamo. Ma dai, Raspatina, Rasputin. Faccio gli in bocca al lupo alla mia Inter per questa domenica, perché veramente siamo... ne abbiamo già parlato abbondantemente il discorso. Vedremo, con l'Inter non si sa mai fino all'ultimo istante. Forza Catania, che possa salvarsi, che salvandosi il Catania l'Inter vince lo scudetto. Si salva anche l'Inter. Vince lo scudetto, certo, perché se il Catania batte la Roma, sì, ragazzi, vabbè. Forza Caruse, ma raccomando! Forza ragazzi. Ci sentiamo domenica. Fammi un accordo di che cosa c'è Formula 3, come fa? Tum tum tum. Che bella. Ancora. Che cosa c'è negli occhi tuoi, negli occhi miei? Che cosa c'è? Io la conosco, questo momento, la voce del vento cresce dentro di me. La musica suona, io non la sento, la gente parla, io non la vedo, la luce rossa, la luce gialla, diventi bella, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ah, l'amore, questo forte sentimento che... Ah, l'amore, tu non puoi più ritorno da me, ripeto, tu non puoi più ritorno da me, ancora, tu non puoi più ritorno da me. Bella. Abbiamo fatto un pezzetto, grazie ragazzi. Tutti ci sentiamo domenica. Diamo la linea ai nostri spostati. Dai, diamo la linea ai spostati. Spostati! Ciao ragazzi, tanti auguri, Fiore. Grazie, siete molto gentili, molto gentili. Grazie. Sono vecchio, avete ragione, sono vecchio, va bene. Allora, chi avete oggi come ospite? Sara Tommasi. Ciao. Tutto bene? Beh, divertitevi, diamo subito la linea. Va bene, a tra poco. Ciao. Ok, grazie. Ciao spostati. Ciao.